I've got the future under my tongue. Swallow it down, forever young. Burning out slowly, staying alive. A strike of a match, a reason to fight. I see their faces are riddled with greed, with houses of gold, but derelict needs. We can be different and leave them behind. Their fists full of ashes, their paranoid minds. We could be brave and take on the cold, move out together and never grow old. We could be gold, we could be gold, we could be gold, we could be Nella palestra di Cimadolmo il San Vendemiano coglie il titolo provinciale Under 16 femminile superando nella finale per il primo posto l'Itas Giorgione, sconfitto 3-0, 25-21, 25-20, 26-24 al termine di una gara davvero combattuta punto dopo punto. Un successo che così allunga un'incredibile striscia vincente del gruppo allenato da Carla Busetti, che dopo i titoli Under 13 e Under 14 fa suo a distanza di 3 anni anche il titolo Under 16, chiudendo davvero un trittico incredibile per questa società. Una finale, come dicevamo, combattuta, ma sempre condotta dalle ragazze di San Vendemiano, che si sono ritrovate all'atto finale della stagione ancora con l'Itas Giorgione. Entrambe le squadre, infatti, erano inserite nel girone A della fase d'eccellenza del campionato Under 16 provinciale, a cui partecipavano le 12 migliori formazioni della nostra provincia. È stata una bella partita, sicuramente, siamo divertite tanto e erano delle avversarie molto, molto valide, perché il ritorno del girone di eccellenza l'avevamo perso contro di loro, però noi ci abbiamo creduto fino in fondo e ce l'abbiamo fatta. È stata una partita bella, secondo me, giocata fino all'ultimo da entrambe le squadre. Noi sapevamo che non dovevamo far giocare il centrale, loro hanno una centrale che è veramente un talento, è alta, potente, passa sopra i muri e per fortuna e per 3-6 siamo riusciti a tenerla distante da rete, battendo bene e quindi facendo giocare le bande. Sulle bande siamo riusciti un po' a toccarle a muro, un po' a difendere. E siamo state abbastanza intelligenti anche in attacco, noi non abbiamo potenza perché siamo un po' piccoline, ma abbiamo giocato di astuzia, cambiando colpi, variando e questo ci ha portato a vincere. Noi la volevamo fino all'inizio, però loro sono state più brave, hanno difeso, ricevuto. Noi ci abbiamo creduto in parte, ci abbiamo provato in parte, dovevamo fare meglio. Senz'altro ci dovevamo provare di più. Da domani si ricominciano gli allenamenti, ci riproveremo per le regionali, dobbiamo mettercela tutta e partiremo senz'altro da un punto di vista migliore, ci rialziamo con forza e dobbiamo mettercela tutta. Nella finale per il terzo posto, che decretava anche la terza squadra trevigiana qualificata per la fase regionale, il successo, ancora per 3-0, 25-12, 25-23, 25-17, era appannaggio del volley mogliano sul Costa BTA di Vittorio Veneto. Allora, innanzitutto siamo contentissime perché l'aspettavamo da tanto tempo questa vittoria, cioè l'anno scorso siamo arrivate quarte purtroppo e ci siamo rimaste molto male, però secondo me ce la siamo meritata tanto e finalmente arriviamo ai regionali, finalmente. E sì, abbiamo giocato come sappiamo giocare sempre e secondo me potevamo anche giocare meglio, però siamo comunque soddisfatte così. E è stata una partita molto bella e anche il sostegno del pubblico ha fatto anche la sua parte. È stata una partita comunque tesa perché è sempre una finale. Avevamo i precedenti delle 2 vittorie nel secondo girone di eccellenza e quindi sapevamo potenzialmente di avere qualcosa in più, ma in queste occasioni sì, chiaramente la testa può fare la differenza. Abbiamo fatto una buona partita, qualche momento di appannamento, però insomma direi che è stata una vittoria meritata, a coronamento di una bella stagione. Siamo arrivati imbattute al momento delle semifinali, avevamo cullato anche il sogno della finale, purtroppo abbiamo avuto una squadra che indubbiamente ci è stata superiore, ma è stata una grande stagione, sono molto contento per le ragazze, veramente brave.
Grande successo di pubblico, grande partecipazione di addetti ai lavori, amici e appassionati di questo grande sport che ci ha regalato un'altra grande domenica all'insegna della pallavolo di Marca.